Una sfida infinita, il melanoma. L'ospite di oggi, il professor Carlo Riccardo Rossi, direttore della chirurgia oncologica dell'Istituto Oncologico del Veneto. Grazie di essere qui. Grazie a voi per l'invito. Tu sei il combattente contro questo nemico insidioso, persistente, che è il melanoma. Sì, io sono il combattente perché dal 1984, quindi come dicevi tu prima, la sfida continua da decenni, mi sono cominciato a interessare di questa patologia, non solo di questa, ma insomma di questa in particolare. E con l'aiuto un pochino della struttura sanitaria dei miei collaboratori sono arrivato a mettere in piedi una struttura che ha nel melanoma uno dei suoi punti di riferimento fondamentali. Noi vediamo circa 500 nuovi casi di melanoma all'anno. Fai conto che nel Veneto l'incidenza del melanoma attuale è di circa 1000 nuovi casi all'anno, quindi vediamo circa la metà della casistica del Veneto, e questo consente al nostro gruppo anche di vedere casi molto complessi. Di questi 500 casi, circa 200 sono casi che vengono discussi in maniera multidisciplinare una volta alla settimana, e per i quali si decide poi l'iter diagnostico terapeutico più appropriato, perché come tu sai l'oncologia è sempre sperimentale, non c'è niente di definitivo ed è utile che questi pazienti vengano discussi in modo tale da decidere insieme con l'oncologo medico, il radioterapista, il patologo, tutti quelli che sono coinvolti nella terapia del melanoma, qual è il miglior approccio per quel tipo di paziente. Diamo al cittadino che ci vede in TV un po' di informazioni. Adesso la regia ci manda la prima delle diapositive del professor Rossi. Come si fa prevenzione? Ma ci sono due modi di fare prevenzione. Uno, dando dei consigli, come si vede nella diapositiva, molto semplici alla popolazione. Cercare di avere un buon rapporto con il sole. Questo significa evitare di scottarsi in primis, significa non stare al sole sui lettini solari come si vede in spiaggia dalle 11 alle 4 del pomeriggio soprattutto, non stare fermi al sole, muoversi, prendere il sole ma senza scottarsi. Quindi eventualmente usare anche degli indumenti, se si va in barca per esempio può essere utile mettersi un cappellino, mettersi una maglietta, oltre comunque sempre a una crema protettiva. E la crema protettiva filtra i raggi solari e quindi non è che consente di stare indefinitivamente al sole, ma evita la scottatura, e questo è sicuramente un vantaggio. L'altro aspetto fondamentale è quello di non abusare, ma di non fare le lampade solari, perché come tu saprai l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2009, quindi non tanti anni fa, ha fatto un elenco delle sostanze cancerogenetiche, carcinogene. Fa conto il fumo di sigaretta nei confronti del cancro del polmone. Ecco, nella stessa tabella c'è anche la radiazione solare nei confronti dei tumori della pelle, non solo del melanoma, ma dei tumori della pelle nel suo complesso. Quindi avere un rapporto corretto col sole non solo evita l'invecchiamento precoce della pelle, che quello avviene comunque, ma previene anche in buona parte l'oncologia cutanea, quindi l'insorgenza anche del melanoma, che poi è il tumore più pericoloso della pelle. Certo. La prossima diapositiva, regia. La successiva. In attesa della successiva. Ma io direi che una volta che alla popolazione diciamo come deve comportarsi dal punto di vista del rapporto col sole, dobbiamo anche dire alla popolazione un messaggio che non è ancora arrivato alla popolazione. Cercate di capire se siete a rischio, e se siete a rischio guardatevi la pelle particolarmente, non ogni giorno ma ogni 4-5 mesi, in modo di vedere se qualche cosa cambia. Allora, concentriamoci un pochino sul rischio, no? Perché un soggetto può pensare di essere a rischio? Innanzitutto perché ha un certo tipo di pelle.
I pazienti che hanno la pelle chiara, i capelli rossi, gli occhi azzurri, sono pazienti che hanno poca melanina, quindi filtrano poco i raggi solari e quindi sono più a rischio di sviluppare un tumore della pelle, melanoma compreso. Poi c'è il discorso della familiarità. Se uno ha una famiglia con alcuni casi, almeno 2 di melanoma nei parenti di primo grado, è sicuramente un soggetto a rischio. Anche se ha avuto già un melanoma. Chi ha avuto già un melanoma è più a rischio rispetto a chi non l'ha mai avuto. Se uno ha tanti nei, cosa che uno può verificare da solo, guardandosi anche semplicemente le gambe o le braccia, capisce se ha un numero di 50 nei o più, il che significa che ne ha tanti. Quindi tutti questi aspetti messi insieme, se uno ha un nevo congenito per esempio, no? Se uno nasce con dei nevi grossi, non di piccole dimensioni ma maggiori di 5 cm, ecco, quello vuol dire che ha una predisposizione a fare i nei. Allora tutte queste, diciamo, informazioni dovrebbero contribuire a creare un po' l'identikit del soggetto a rischio. E il soggetto a rischio, insieme con il proprio medico, dovrebbe cercare di capire se qualcosa sulla sua pelle sta cambiando o no. Non dico che deve diventare un dermatologo, non è che può capire il neopericoloso, distinguere il neopericoloso da quello meno pericoloso, però può capire se qualcosa cambia. C'è una diapositiva che avevo portato con me e che dimostra e mette molto in evidenza questo aspetto, perché se un soggetto oggi si guarda, cerca di memorizzare come è fatta la sua pelle, come sono fatti i suoi nei e vede i nei che sono maggiori di 5 mm, un cambiamento nel giro di 3-4 mesi, il melanoma raddoppia, come vedete in questa slide qua, in questa diapositiva, in 6 mesi circa, da 4 a 6 mesi. Quindi se uno vede che qualcosa cambia sulla sua pelle, è chiaro che deve andare dal proprio medico in primis e chiedere una visita specialistica. Senti, ci sono ottime prospettive di cura però. Sì, diciamo che circa il 90% dei soggetti col melanoma oggi è curato con la terapia chirurgica. Un semplice intervento porta alla guarigione, quando il melanoma è al di sotto del millimetro di spessore, porta alla guarigione il 90-95% della popolazione. Se il melanoma è di spessore maggiore del millimetro, non basta il piccolo intervento, serve qualche intervento più sofisticato come la biopsia del linfonodo sentinella, eventualmente anche lo svuotamento dei linfonodi di una stazione interessata appunto dalle metastasi, quindi nei pazienti che hanno un linfonodo sentinella cosiddetto positivo, cioè hanno quel linfonodo che fa la guardia, che è stato già attaccato dal tumore, ecco, in quei pazienti non basta solo la biopsia del linfonodo sentinella, ma bisogna anche fare l'asportazione di tutti gli altri linfonodi. Ecco, diciamo che l'85-90% dei pazienti rientra in questo tipo di cura. Ce n'è un 10-15% che purtroppo sviluppa le metastasi e le sviluppa anche a distanza, non solo nei linfonodi. Allora in quel caso è necessario ricorrere a dei farmaci. Fortunatamente oggi abbiamo dei farmaci nuovi che si dividono in 2 categorie, i farmaci cosiddetti target, quelli che vanno a colpire una certa cascata molecolare che porta poi alla replicazione cellulare, e quelli che vanno a colpire invece dei checkpoint, si chiamano, quindi dei punti di controllo del sistema immunitario. Ecco, inibendo questi punti di controllo si riesce a stimolare il sistema immunitario. Quindi queste 2 nuove categorie di farmaci, l'immunoterapia da un lato, quella che inibisce i checkpoint, e la terapia target dall'altro, consentono per la prima volta, è stato dimostrato in questi ultimi anni, un aumento della sopravvivenza dei pazienti. Cioè prima la chemioterapia tradizionale non dimostrava un effetto nei pazienti con le metastasi. Adesso anche nei pazienti con le metastasi riusciamo ad avere dei buoni risultati. Purtroppo è ancora presto per dare un giudizio definitivo sulla capacità terapeutica di questi farmaci, hanno un alto costo, sono tossici, ma dall'altro lato sono anche efficaci, e vedremo poi soprattutto la combinazione di questi farmaci. Si sono in corso delle sperimentazioni per vedere se si riesce sempre di più a migliorare l'efficacia dei nuovi trattamenti. È stato fatto un piano di intervento per la diagnosi precoce nell'ambito del territorio. Sì. Ce ne puoi parlare? Allora, noi circa 6 anni fa
abbiamo riscontrato quanto difficile fosse accontentare l'offerta, la richiesta di prestazioni, di visite per lesioni pigmentate, per nei della pelle. E riscontrando questo e non avendo lo IOV le risorse sufficienti per poter fare prevenzione su tutti i soggetti dell'ULSS, abbiamo chiesto collaborazione all'ULSS 16 e l'abbiamo trovata, e da allora è partito il cosiddetto progetto Rete Mela, che significa che cosa sostanzialmente? Offrire di più avendo coinvolto i dermatologi del territorio, sia quelli strutturati sia quelli libero professionali, e cercare di far arrivare a questi specialisti dei pazienti sempre più selezionati attraverso la collaborazione dei medici di base. Sì. È chiaro che il progetto è ambizioso ed è difficile da realizzare, però proprio poche settimane fa abbiamo fatto un convegno sull'argomento a San Gaetano e abbiamo dimostrato come in realtà le visite si stiano distribuite in questi 5 anni dal solo IOV a tutto il territorio dell'ULSS 16, e come i tempi di attesa per una visita per NEI adesso siano intorno a 8-10 giorni. Anche l'asportazione dei nei considerati pericolosi non richiede lunghe liste d'attesa oggi, e questo grazie al progetto Rete Mela. È chiaro che le cose si possono migliorare sempre, e i pazienti che vengono sottoposti oggi ad asportazione di nei spesso vengono sottoposti per nulla, nel senso che questi nei non sono poi dei melanomi, e in questo senso necessiterà di ricalibrare un pochino il dialogo con i medici di base in modo tale da coinvolgerli sempre di più anche attraverso dei corsi di formazione in questa diagnostica, che quanto più specifica è, tanto più riesce a selezionare un gruppo a rischio, tanto poi più efficace è. La ricerca ci porterà a qualche risultato maggiore nei prossimi tempi? Certamente, lo speriamo tutti. È chiaro che fare ricerca significa cercare di migliorare quelle che sono le conoscenze attuali. Io intravedo 2 aspetti fondamentali che sono poi le linee di ricerca che noi stiamo portando avanti allo IOV. Da un lato cercare dei marcatori sempre più efficaci che ci consentano di selezionare la popolazione da trattare in un certo modo invece che in un altro. Il paziente che ha certe caratteristiche anche solo biochimiche misurate sul suo sangue, in teoria dovrebbe essere candidato a un certo protocollo terapeutico, cosa che non è ancora, ma che stiamo cercando di mettere a punto, in modo tale da fare la terapia più giusta possibile al giusto paziente. Dall'altro lato, chiaramente cerchiamo i trattamenti sempre più efficaci. Noi siamo impegnati molto come chirurghi sul trattamento locoregionale. Facciamo le perfusioni, facciamo le infusioni, facciamo l'elettrochemioterapia, che sono trattamenti innovativi e che fatti al paziente giusto consentono di avere il controllo della malattia in un'alta percentuale, in circa il 70% dei casi. E questo è al di fuori di quella che è la farmacologia innovativa di cui parlavo prima. Quindi finché il tumore è comunque localizzato, quindi non è ancora andato negli organi a distanza, nel polmone, nel fegato, nel cervello, allora il chirurgo ha anche questo tipo di trattamenti a disposizione. E in questo senso noi stiamo sviluppando appunto tutto quello che è sviluppabile dal punto di vista della, diciamo, chemioterapia locoregionale combinata con la ipertermia oppure con degli impulsi elettrici, ecco il discorso dell'elettrochemioterapia. Impulsi elettrici che consentono ad alcuni chemioterapici, in particolare A1, la bleomicina, di entrare nelle cellule creando un campo elettrico. Ovviamente a questo tipo di trattamento sono più sensibili i tumori superficiali, perché il campo elettrico lo si crea attraverso degli elettrodi e purtroppo in questo momento ancora non riusciamo a piazzare questi elettrodi profondamente. Quindi il trattamento si riferisce a un certo sottogruppo di pazienti, non a tutti i pazienti col melanoma chiaramente. L'altro aspetto che riguarda la ricerca è quello di combinare i trattamenti ed è, come dicevo prima, anche questa una sfida aperta, perché abbiamo visto, e già ci sono dei risultati preliminari, che combinando immunoterapia
e terapia target, quella sulla cascata molecolare per dire, si riescono ad ottenere risultati migliori, come del resto andando a inibire più checkpoint immunologici nello stesso momento si riescono ad ottenere risultati migliori. Quindi è tutto un pochino in movimento, dicevo prima, l'oncologia non è mai ferma, l'oncologia è sempre in movimento, non c'è niente di così standardizzato. Quello che è da standardizzare va standardizzato, e mi riferisco in particolare alla chirurgia, al trattamento chirurgico, però per quanto riguarda invece l'innovazione è chiaro che siamo sempre di fronte a delle nuove sfide e di fronte a delle novità. I medici di base andrebbero formati maggiormente con un dermatoscopio, con la possibilità anche di fare alcune foto della zona a rischio da inviare o no? Hanno molto da fare, a dire la verità. È un discorso complesso da fare. Noi appunto in questo progetto Rete Mela abbiamo cercato di coinvolgere in questo senso soprattutto i dermatologi del territorio e li abbiamo dotati anche di un sistema che dovrebbe consentire la registrazione e la trasmissione di immagini. Abbiamo visto però che non è una cosa molto semplice, perché anche questi hanno molte cose da fare. Quello sul quale dovremmo un pochino stabilire delle regole nel prossimo futuro è proprio il modo e il tipo di foto che questi specialisti dovrebbero registrare, in modo tale da non è la mappatura vera e propria, no. Quella va riservata al 5% della popolazione. È assurdo che la popolazione il soggetto arrivi oggi a chiedere la mappatura. La mappatura va riservata a una piccola frazione di soggetti che nella nostra regione, per il fototipo che abbiamo, per il tipo di pelle che abbiamo, si riscontra nel 5-7% della popolazione. Quindi, quelli sono i soggetti che eventualmente vanno mappati. E non è opera del dermatologo, diciamo, del territorio fare questo tipo di mappatura. È opera del dermatologo del territorio il fatto di selezionare i soggetti a rischio ed eventualmente mandarli per questo tipo di problematica al centro di riferimento, ma nello stesso tempo cercare di fare la diagnosi non solo con gli occhi, ma anche, come dicevi tu prima, con il dermatoscopio, che ci consente di avere delle informazioni molto maggiori rispetto all'occhio nudo. Quindi il dermatologo del territorio è in grado di fare la diagnosi di sospetto melanoma con molta più accuratezza rispetto al medico di base. Ora, io sarei già contento se il medico di base, oltre a individuare i melanomi ovviamente evidenti, quelli che hanno delle caratteristiche cliniche molto chiare, riuscisse nel campione di soggetti che rappresentano su 1500 pazienti o soggetti a rischio che lui ha nel suo portafoglio, diciamo, assegnato da LUS, ecco, individuare quel 5-7% di soggetti che in realtà potrebbero poi in un secondo momento essere riferiti, se in questi soggetti c'è qualcosa che cambia, alla struttura di riferimento. Intravedo in questo tipo di, diciamo, azione di screening una possibilità forse nuova che può venire dal fatto che questi medici di medicina generale si stanno associando. C'è adesso la necessità, che viene appunto da una legge nazionale, di associarli per gruppi. Allora forse dentro a ciascun gruppo potrebbe esserci quello che di dermatologia ne sa più degli altri, quindi instaurare con quella persona, è tutto da verificare il discorso, ma instaurare con quella o con quelle persone, insomma, un dialogo un pochino più approfondito in ambito diagnostico. Quindi piani di approfondimento di organizzazione maggiore per ottenere dei risultati migliori, ovviamente perché la terapia deve essere più precoce possibile. Come dicevo prima, al di sotto del millimetro, quindi quando noi abbiamo un melanoma proprio di spessore misurato dal patologo al di sotto del millimetro, le probabilità di cura sono del 90-95%. Quindi il soggetto, nella stragrande maggioranza dei casi, con un intervento che si fa quasi in anestesia locale, viene curato e non ha più recidive poi. Il problema delle liste di attesa, dell'attesa negli ambulatori dello IOV.
per questa patologia? Il problema attuale che abbiamo è quello dei controlli, cioè abbiamo questi soggetti che sono stati identificati come soggetti a rischio, ai quali diciamo deve tornare fra 6 mesi, un anno e mezzo, dipende un pochino. E lì abbiamo qualche problemino di liste d'attesa ancora eccessive, perché la nostra struttura è una struttura che è deputata più alla terapia che non, l'abbiamo un pochino organizzata in senso anche preventivo, prevenzione secondaria, ma non è nel compito istituzionale, non sarebbe nel compito istituzionale dello IOV fare la diagnostica di questo genere. Noi l'abbiamo specializzata, l'abbiamo tirata fuori un pochino alla volta questa struttura, abbiamo cominciato nel 2000 a lavorarci su e oggi siamo in grado di offrire un discreto servizio, diciamo per quanto riguarda le visite, appunto le prime visite non ci sono problemi, per quanto riguarda le biopsie direi molto pochi, per quanto riguarda invece il discorso del secondo livello qualche problema di lista d'attesa ce l'abbiamo ancora e dovremo un pochino pensarci a come distribuire questi soggetti non solo allo IOV ma anche sul territorio. È una cosa che stiamo affrontando proprio in questi giorni. Allora io devo ringraziare il professor Carlo Riccardo Rossi perché sta facendo una lotta infinita al melanoma, ma come vedete lui è tenace e non molla mai. Lo ringrazio affettuosamente per la sua partecipazione quest'oggi e a voi do il saluto e un arrivederci alla prossima puntata.